Padania bella e libera, guarda avanti, servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Sali Padania, fai sentire quanto è forte la tua voce. Guida il popolo nella tempesta come una madre e il figlio. Caccia oltre il fiume il potere falso che ci spreme. Sfonda il muro di onnipotenza che ci ha reso schiavi. Tutto per la libertà. Pierangelo Del Zotto, di Prima il Veneto, un uomo che ha lottato, lotta e lotterà sempre per l'indipendenza del Veneto, perché non esiste un uomo felice quando lo si rende schiavo. Del Zotto. Sì, buongiorno a tutti, porto intanto i saluti di tutti coloro che oggi stanno lavorando, ovviamente è sabato e voi sapete che noi siamo condannati a lavorare di sabato e di domenica perché qualcuno vuole mantenere i suoi privilegi. Sono stufo di dare ogni anno, ciascun componente della mia famiglia, 4.000 euro di residui fiscale passivo, motivo per cui l'autonomia è algebricamente una truffa, perché coloro che godono del nostro reddito fiscale passivo, che per loro è attivo, non rinunceranno mai, perché ogni privilegio dopo un po' diventa un diritto. E io non mi vedo la Sicilia che dice sì, grazie Veneti, per 60 anni ci avete dato quello che ci avete dato, adesso ve li ritorniamo indietro perché è giusto così. Sono stanco e chiudo di avere un debito pubblico che ieri ha toccato nuovo record, 2.341,7 miliardi di euro. Io che da Veneto, noi che da Lombardi, noi che da piemontesi, da emiliani, da liguri non abbiamo mai creato un centesimo di euro di debito pubblico. E siccome ci sono degli sprovveduti che vanno in televisione a fare delle affermazioni che fanno alzare lo spread, io che sono veneto, che non avrei neanche lo spread perché non avrei debito pubblico, se vado a farmi il mutuo per la casa, che è un bene primario, devo pagare interessi più alti per le malefatte o per le stupidaggini che altri dicono. Io ho 1100 anni di storia, qualcun altro ne ha poco più di 150. Io il 15 settembre del 96 c'ero e ho giurato, io il 15 settembre del 2018 ci sono e giuro. Grazie a voi tutti. Corrado Callegari. Grazie a tutti, non nascondo che sono emozionato perché magari forse di me non vi ricordate, però io per 10 anni ho presentato la manifestazione dei popoli padani in riva degli Schiavoni, fino all'ultima edizione. Poi sappiamo che hanno preso una strada diversa, l'ho presa anch'io e ne sono fiero e ne sono orgoglioso di averlo fatto. È stato già detto molto sul palco dai veneti che mi hanno preceduto, io quello che posso dire è solamente questo: oggi è un giorno per ripartire e il fatto che siamo qui vuol dire che c'è tanta gente che ha voglia di ripartire. Noi siamo qui, ci saremo anche in un futuro, perché da veneti noi vogliamo un Veneto indipendente. Lì è stato messo un bellissimo striscione che rappresenta lo spirito dei veneti indipendentisti, perché noi altri con l'Italia non abbiamo niente a che fare, tanto perché se capimo. E noi auspichiamo, come una volta, che ci sia un Veneto indipendente all'interno di una Padania libera, insieme con tanti altri popoli del nord che pagano le tasse, che mantengono metà del resto del paese, perché il nord dà come residuo fiscale 100 miliardi di euro che vengono gestiti da Roma e distribuiti in altre aree del paese. Noi con quelle aree del paese non vogliamo niente a che fare, se non rapporti istituzionali, e pertanto quello che io posso dire è Veneto libero, indipendente e Padania sovrana. Adesso sul palco abbiamo una persona che ha creato il sogno dell'indipendenza,
Paola Goesis è una nordista, federalista, una donna che ha mantenuto la coerenza di battersi per la questione settentrionale e per una Padania libera sempre, per cui chi meglio di te, donna veneta, può portare il suo saluto. Grazie. Allora, perché essere qui oggi? La risposta è facile, perché la libertà nessuno ce la regala, bisogna conquistarla. Da 25-30 anni stiamo lavorando per tutelare le regioni del nord, oberate, schiavizzati da 150 anni di oppressione e colonialismo da parte del centralismo romano, in favore delle regioni del sud. Si parlava di autonomia, ma noi abbiamo giurato per l'indipendenza, per la Padania, in poche parole per la libertà. La Confederazione Grande Nord è nata per dare una casa a tutti coloro che si riconoscono, che non si riconoscono più nel partito che è stato per tanti anni punto di riferimento, ma che credono ancora nel nord. Noi crediamo ancora al nord, che vogliono tutelare le piccole e medie imprese, la famiglia, la cultura giudaico-cristiana, la cultura occidentale. È già stato detto, il residuo fiscale delle regioni del nord supera i 100 miliardi. Ma il nord non può usufruirne. Perché? Perché serve a mantenere le regioni improduttive del sud, la sanità inefficiente, la pletora di impiegati comunali e regionali, le migliaia di forestali calabresi e siciliani e chi più ne ha più ne metta. Grande Nord e tutti i partiti e gruppi indipendentisti confederati rivendicano la dignità dei cittadini del nord, che preferiscono suicidarsi piuttosto che chiedere, piuttosto che lamentarsi, come altri sanno fare bene. Con 120 miliardi di residuo fiscale il nord è in grado di costruire la propria scuola, oggi addomesticata ad interessi altrui. La fiducia deve essere accordata a chi la merita, ma è difficile individuare chi ne è meritevole dopo i tradimenti a cui siamo stati sottoposti. Non resta che affidarla a noi stessi, non resta che credere in noi stessi, forti del nostro credo, dei nostri ideali, mai elusi, mai rinnegati. Per questo c'è Grande Nord, per questo è stato fondato Grande Nord e noi abbiamo aderito con amore, con passione, con volontà di continuare questa guerra. Per questo abbiamo fondato Grande Nord, per questo oggi rinasce la speranza. Padania! Siamo in Veneto, nello Stato Veneto, per cui sale sul palco Antonio Zanchin, presidente di Veneto Stato. Ciao Padani, ciao. Noi siamo partiti circa 30 anni fa con 3 parole: onestà, libertà e secessione. Ci troviamo qui oggi a rifare un patto fra di noi che ci ha portato per 30 km o 300 km mano sulla mano a giurare tutti insieme, perché è impossibile che popoli come il nostro, che hanno nel loro DNA lavoro, creare lavoro e benessere sociale, si trovino indebitati da uno Stato canaglia senza colpa, ma così è. Perciò basta credere alle bugie, dobbiamo far sentire la nostra voce e dobbiamo crescere e essere concreti nel difendere la nostra terra. Nel 68 i nostri giovani hanno lottato per la libertà, perché oggi non sono in piazza con noi a ribadire ancora quelle cose là, lottare per i propri diritti, per il proprio lavoro, per la propria famiglia, per la propria dignità. Forza il Nord, forza a tutti noi, grazie. Grazie Zanchin. La Padania combatte ed oggi abbiamo una piacevole sorpresa. Con noi un amico catalano che ci porta il saluto della Catalogna, l'amico Ferran che è con noi sul palco. Parlo en català. Estic molt emocionat de veure aquest moviment aquí. Us animo molt a continuar explicant la vostra causa. A Catalunya nosaltres som molt a prop
i és un camí llarg, però val la pena lluitar, val la pena estar junts. Moltíssima sort i ho aconseguireu. Grazie davvero. Questo è il più bel augurio che potevamo avere, perché quello è l'unico futuro possibile. La Catalogna lo sta dimostrando a tutti quei padani addormentati che è ora di svegliarsi. Padania! 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 Padania bella e libera, guarda avanti, servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Sali Padania,